il Consiglio ha approvato questo disegno di legge fondamentale per dire cosa? Per dire che dobbiamo tutelare chi subisce il furto, chi subisce appunto il delinquente locale che entra in casa e soprattutto dobbiamo dare un segnale forte che il governo sulla sicurezza deve mettere uomini, forze, ma soprattutto deve mettere a disposizione quelle risorse che oggi la Regione Veneto non è in grado di dare. Questa di ieri era una discussione fuori tempo massimo, se il Parlamento se ne sta già occupando poco possiamo fare ed è giusto che lo faccia il Parlamento, è un suo dovere e un suo diritto. Mentre in Consiglio regionale arriva in discussione la proposta per la modifica del codice che punta a rendere non punibile la reazione di chi spara a un ladro che gli entra in casa, Massimo Zen, la guardia giurata della Battistolli sotto inchiesta per omicidio volontario dopo la morte del giostraio di Giavera Manuel Maior, ha deciso di affidarsi allo stesso esperto a cui aveva fatto ricorso il benzinaio di Ponte di Nanto Graziano Stacchio, vale a dire Oscar Ghizzoni, già vicecomandante della sezione di chimica, esplosivi e infiammabili del RIS di Parma. Ghizzoni si era già occupato di casi noti come Una Bomber e Novi Ligure. La parte civile, rappresentata dalla famiglia Maior, si è affidata invece all'esperto balistico di Padova, Marco Piovan. Proprio questa mattina inizierà il lavoro dei consulenti con l'incidente probatorio disposto dal sostituto procuratore Gabriella Cama per accertare la dinamica della sparatoria avvenuta la notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi a Barcon di Vedelago, quando il Ranger esplose 3 colpi verso l'auto in fuga della banda di giostrai che aveva dato l'assalto a 3 bancomat. Da stabilire l'esatta traiettoria dei colpi e la distanza dalla quale sono stati sparati.